benvenuti a questa masterclass sulle birre di Natale. Velocemente mi presento, anche perché forse tra i relatori sono quello meno conosciuto. Io sono Mauro Fanari, attualmente sono il birraio e anche uno dei proprietari quindi di Birra Puddu, che è il mio progetto personale, ma inizio la carriera nel mondo della birra nel 2010. Nel 2010, durante l'ultimo anno di università, quindi ero pronto per iniziare la tesi di laurea, la professoressa di microbiologia propone alla classe la possibilità di andare in Inghilterra per un'esperienza su un birrificio dove sviluppare la tesi. Io alzo la mano e nel giro di pochi mesi mi ritrovo catapultato a Sheffield, quindi a nord di Londra, su un birrificio bellissimo, il Thornbridge Brewery, in mezzo al Peak District, quindi in mezzo alla natura più selvaggia. Un birrificio, oltre ad essere bella località, era bellissimo anche il birrificio perché era un grande impianto di un birrificio innovativo che faceva delle birre spettacolari. Mi ritrovo lì e lavoro alla mia tesi facendo anche la birra con i birrai che erano all'interno, e lì mi appassiono di questo bellissimo mondo che mi ha rapito e sono diventato suo. Da allora al 2010 ho sempre lavorato sulla birra artigianale o sulla birra in generale, diciamo. Non mi piace fare troppe distinzioni tra artigianale e industriale. La fa, però forse credo più tra una distinzione tra piccoli birrifici indipendenti e l'industria, che invece è una multinazionale. Comunque dal 2010 ad oggi ho sempre lavorato su questo campo, occupandomi in parte di ricerca applicata alle tecnologie birrarie, sia a Perugia al CERB, il centro di eccellenza per la ricerca sulla birra, e sia a Porto Conte Ricerche, quindi in Sardegna, ad Alghero. Anche lì ho fatto un bellissimo periodo nel quale abbiamo fatto tanta ricerca e tanti bei progetti con Luca Pretti, che è ancora lì in carica, il dottor Luca Pretti. Oltre a questo, un'altra bellissima esperienza a Birra Perugia, nel quale lì ho diciamo, affinato la mia pratica birraria in birrificio. Mentre fare ricerca facevo birre sperimentali su impianti pilota, invece a Birra Perugia ho avuto la possibilità di lavorare su un birrificio vero e di essere il birraio lì, quindi di affrontare quel mondo che poi mi aspettava. Nel 2019 decido di intraprendere un po' la mia strada col mio progetto personale. Cosa è successo nel 2019? Nel 2020 lo sappiamo tutti, infatti siamo finiti in pieno Covid. Adesso vi racconto una piccolissima avventura o disavventura che abbiamo avuto, poi andiamo avanti. Abbiamo firmato a febbraio, non ricordo manco bene il giorno, a febbraio abbiamo firmato il contratto d'affitto del locale dove siamo adesso. 2 giorni dopo siamo entrati in pieno lockdown, quindi diciamo che la partenza per il nostro progetto personale, il mio progetto personale, non è stata poi così semplice. Ciò nonostante siamo andati avanti e abbiamo deciso poi di continuare sul progetto, e nel 2021 abbiamo sviluppato le prime birre e siamo usciti ad agosto 2021 con le prime 2 produzioni, la Golden Ale e l'IPA, che sono delle birre che abbiamo ancora tra le nostre etichette, chiaramente. Quindi questa è un po' la mia storia come birraio e anche come degustatore, perché poi in questi anni, oltre a fare il birraio, mi occupo anche di corsi e di divulgazione birraria in generale, diciamo, sia tecnica che invece magari più ricreativa, con degustazioni e masterclass come può essere questa. Ma l'argomento di oggi è incentrato sulle birre di Natale, che nascono un po' nella notte dei tempi. Le birre di Natale non sappiamo quando si sono sviluppate, probabilmente sono iniziate nel V secolo d.C., un po' così come è nata tutta la birra, come delle produzioni diciamo uniche che venivano prodotte solo per il periodo natalizio o invernale. E da lì in poi sono andate avanti. Considerate che poi che succede? Che è successo, anzi, per tutti i grandi stili, o per la gran parte degli stili birrari, nel 1900 si è avuto un po' una perdita della varietà delle birre. E sapete per quale motivo? Perché è arrivata l'industria, cioè è arrivata la birra industriale,
che altro non è che la birra prodotta da grandi birrifici su larga scala, quindi grandissimi volumi, e grazie soprattutto all'incremento dei trasporti, quindi con i treni, con anche le macchine, grazie all'avvento dei trasporti i birrifici, alcuni piccoli birrifici sono cresciuti così tanto da poter alimentare delle zone enormi, grandissime, facendo morire magari altri birrifici che invece erano più piccoli e non potevano fare un'economia di scala. Ma è successa anche un'altra cosa, è successo che i grandi birrifici si sono concentrati principalmente su un unico stile birrario, che è quello che conosciamo tutti, sono le lagherine, sì, le pils, le lager industriali. E questo purtroppo ha portato, durante un periodo lungo, perché è durato più di 100 anni, alla morte di tantissime piccole realtà birrarie che facevano magari stili diversi. Fortunatamente però, all'inizio degli anni 60-70, principalmente negli Stati Uniti d'America, ritornano un po' dei pionieri che iniziano a fare delle birre diverse, alte fermentazioni, birre lupolate come le IPA, con sapori e anche una varietà molto più ampia. E da lì poi si è ripreso a produrre gli stili, anche quelli un pochettino più particolari come le birre di Natale, che poi sono rinate grazie ai birrifici artigianali. Tutto questo è successo in tutto il mondo, tranne in una nazione birraria, che è quella che più è riuscita a mantenere la tradizione brassicola europea o mondiale, se vogliamo dire. Sapete qual è? Questo lo chiedo a voi. Il Belgio, no, la Germania è stata forse il paese birrario, intendo, che ha spinto di più sulle produzioni industriali di birra e lager, perché effettivamente sono i più forti. Perché quando si parla di birra si parla di Germania, no? La patria della birra è la Germania, perché le birre che noi conosciamo, le grandi birre che noi conosciamo industriali, venivano tutte dalla Germania, perché loro, essendo molto tecnici, si sono specializzati in questo tipo di produzioni. Cosa che invece non ha fatto un'altra grande nazione birraria come il Belgio. Nel Belgio, anche nel periodo più buio della birra, intesa come birra diversa, variabile, ha mantenuto i piccoli birrifici che hanno continuato a produrre delle birre diverse. Faccio un esempio, le birre trappista. Chi non conosce le birre trappista o le birre d'abbazia? Sono delle birre che hanno solitamente una graduazione alcolica molto più elevata, dei sentori, struttura, aromi molto più complessi, prodotte con dei lieviti che danno tanta importanza, danno tanto carattere alla birra, oltre poi alla nota alcolica che arriva ad avere anche 10-12 gradi e che quindi è riuscita a mantenere un po' di variabilità nell'intero pianeta. Quindi le birre di Natale sono rinate, o anzi, diciamo, forse è meglio dire rimaste in vita grazie al Belgio, che è il principale, diciamo, forse in questo caso anche il principale produttore. Quando si parla di birra artigiana, di birra di Natale, e ne si parla con chi magari è del settore birra, la prima cosa che ci viene in mente è il Belgio, perché il Belgio ha sempre fatto questa tipologia di birre. Ma cosa sono le birre di Natale? È uno stile? No. E per stile intendo, c'è ad esempio il BJCP che è riconosciuto come la grande raccolta di stili a livello mondiale, nel quale sono elencati più di 100 stili e su ogni stile c'è una sorta di impronta digitale, grazione alcolica, ingredienti, intensità, tipo di lupoli, tipo di fermentazione, eccetera, eccetera. E ogni stile viene categorizzato all'interno di questo pacchetto. Okay? E quindi quando noi parliamo di una IPA americana sappiamo precisamente di cosa stiamo parlando. Quando parliamo di una Pils sappiamo precisamente che parliamo di una birra chiara, bassa gradazione sui 5 gradi, tutto sommato pulita con un leggero amaro finale. C'è una legislazione in merito come nelle DOP per i vini? Non c'è, assolutamente. Non c'è. La birra, a differenza del vino, e questo sia un bene che un male, nella birra tutto è permesso.
quindi anche gli stili esistono, sono delle categorie che noi birrai o noi operatori del settore sentiamo molto. Io quando penso a una birra penso a uno stile innanzitutto e poi ne faccio la mia interpretazione. Però non ci sono dei paletti come invece è nel vino. E questo da una parte è un bene, perché ci lascia liberi di fare quello che vogliamo, e dall'altro è un male, perché poi si va oltre, apro. Si esagera. Io ricordo quando stavo a Perugia, vi era un birrificio su un festival birrario che aveva prodotto una birra alla cipolla. E io vi assicuro che ci si rendeva conto che quella birra era la cipolla anche a una distanza di diversi metri. Non voglio neanche raccontarvi cosa significava metterci il naso dentro. Quindi si arriva veramente a estremismi dei quali si potrebbe fare a meno, diciamoci la verità. Però diciamo che nel periodo in cui stavo finendo l'università mi ero appassionato alle fermentazioni e quello che mi ha fatto scegliere la birra piuttosto che il vino è stata principalmente proprio questo piccolo ma importante dettaglio, la libertà di espressione che ha la birra in confronto al vino, che ce l'ha chiaramente, però è un pizzico più ristretta. Quindi il Belgio diciamo che ha mantenuto questa tipologia di birre. Si parla di birra di Natale, ci viene in mente il Belgio, ma attenzione, perché ci sono anche altre nazioni birrarie che l'hanno mantenuto, che hanno le loro caratteristiche birre natalizie. Oltre al Belgio c'è l'Inghilterra, scusate, quando parliamo di Belgio parliamo di Balladen ad esempio, quindi la Noël sarà la nostra birra che rappresenta il Belgio tra le birre di Natale di oggi. Oltre il Belgio c'è l'Inghilterra, le birre britanniche con le Winter Warmer, che sono delle birre che vengono prodotte solo d'inverno, alta gradazione alcolica anche questa, e poi le birre tedesche, che in effetti lì birre di Natale è un pizzico più sfumate, ma ci sono delle birre tedesche che vengono prodotte principalmente in inverno e sono le Bock e le Doppelbock, birre rosse solitamente, ambrate rosse, dove bassa fermentazione assolutamente come quasi tutte le birre tedesche, gradazioni alcoliche più elevate. Consideriamo che sia l'Inghilterra che la Germania la gradazione media è sui 5 gradi, l'Inghilterra anche 3, 3,5. Quindi già avere una birra da 6 gradi per la Germania è una birra ad alta gradazione in confronto alla loro media. Ma le Doppelbock comunque arrivano anche a 8, 8,5. Oggi ne assaggeremo una di 4 mori da 8,5. Quindi il panorama è molto più ampio e oggi faremo un assaggio di una tipologia di birra prodotta considerando le 3 nazioni birrarie che vi ho appena raccontato. La prima che assaggiamo, io direi di procedere con gli assaggi. La prima che assaggiamo è proprio quella del birrificio Quattro Mori. Questa bottiglia di Natale, esce anche questa qua a novembre. Adesso non so quante bottiglie facciano all'anno perché non lo comunicano, comunque sicuramente è una tiratura limitatissima. È una Doppelbock, perché ho parlato proprio questa mattina col birraio, che tra l'altro sarebbe dovuto venire, invece poi ha avuto un contrattempo purtroppo. È una Doppelbock, 7,5 gradi alcolici, birra di grande struttura. Un'altra caratteristica molto importante che non vi ho detto, che un po' riprende tutte le birre di Natale, è l'uso, che non è una necessità assoluta, ma l'utilizzo di spezie. Okay? Questa è prodotta con cannella, chiodi di garofano e dentro c'è anche un po' di riso, carnaroli, che dà un po' di morbidezza, un po' di rotondità alla bevuta. Io sto parlando di stili, qui ho detto una Bock, Doppelbock o Winter Warmer, perché effettivamente le birre di Natale non sono uno stile, ma sono una tipologia di birra, okay, che ha delle caratteristiche, oltre a quello di utilizzare delle spezie, che si utilizza sempre, ma quasi sempre, diciamo, è quella di avere gradazioni alcoliche elevate, parliamo sempre di 7-8 gradi, birre solitamente rosse, ambrate, scure, si arriva anche a tonaca di frate, quindi quasi un mogano intenso, e bevute solitamente molto, non dico pesanti, ma impegnative. Sono di birre da caminetto, birre che magari ci possiamo bere
la sera in compagnia con i nostri amici, con i nostri familiari, di fronte al fuoco, fuori fa freddo, ci vogliamo scaldare, mettiamo nel bicchiere una birra da 8-9 gradi, ce la beviamo e stiamo bene, e sì, poi andiamo a letto chiaramente. È chiaro che questa è una birra da 8 gradi, se la apriamo e siamo soli, ce la beviamo, speriamo di essere a casa, di non dover guidare, di non dover neanche camminare probabilmente, perché poi diventa difficile. Anche perché poi la birra, una birra da 8 gradi, ma anche da 9, da 10, almeno questo è un po' il mio parere personale, no? È un po' la mia esperienza. Io la bevo come una birra, anche se a 10 gradi, la bevo come una birra. La bevuta da birra è molto veloce. Un vino lo si sorseggia, faccio 1, 2, 3 bicchieri, però 3 bicchieri è uno 0,30 di vino. E già sento di aver bevuto poco. Se bevo invece 2,030 di d'inverno, di questa birra, non è tanto, però poi in testa lo sento, perché comunque l'alcol c'è e le bevo anche in fretta, perché poi io ho una bevuta abbastanza veloce. Ma torniamo a noi. Torniamo a noi, quello che ci manca è un apribottiglie. Ecco. Ci ho pensato mentre stavo venendo e mi sono dimenticato di chiedervelo. Come? Prego. Certo. È un'ottima domanda. Il mondo della birra invece è un mondo dove solitamente il consumo deve essere vicino alla data di confezionamento. Poi chiaramente ci sono degli stili che hanno questa esigenza più di altri. Faccio un esempio, una Pils, una chiara, bevuta facile, è buona se bevuta fresca. Quindi la confeziono oggi, se me la bevo entro un paio di settimane è veramente al top, cioè è veramente tanto buona. Non vuol dire che dopo 6 mesi questa birra non sia più bevibile o abbia dei difetti importanti, però magari perde dei dettagli e delle sfumature che possiamo trovare solo all'inizio. Quindi sì, grazie Bruno. Puoi anche versare se... Sì, concludo un attimo. Ok. Quindi solitamente birre come le Pilsner, anche le IPA, le luppolate, le birre luppolate che sono molto aromatiche, hanno bisogno di bevute veloci, veloci nel senso in breve tempo. Addirittura ci sono dei birrifici, il kernel, anche un pizzico di più secondo me. Perfetto Bruno. C'è un birrificio in Inghilterra, ma ce ne sono diversi, il Kernel, che è un bellissimo birrificio londinese, che dà 3 mesi di scadenza alle birre. 3 mesi di scadenza vuol dire veramente un tempo brevissimo. Noi non lo possiamo fare, lo vorrei fare ma non lo possiamo fare, perché se io vendo una birra a un locale che ha 3 mesi di scadenza, che l'ho appena confezionata, lui dice riprenditela e portatela via perché sta scadendo. Dico guarda che è freschissima, quindi non si può fare. Però è chiaro che vanno bevute fresche. Però è vero che ci sono alcune birre, tipologie solitamente ad alta gradazione, che possono invece non solo arrivare ad avere tempi shelf life diciamo molto lunghi, anche di 2 o 3 anni, ma addirittura a migliorare, cioè avere un'evoluzione nel tempo, un po' come i grandi vini, e portando le birre a essere poi migliori è anche un po' soggettivo, però diverse in un senso che l'amaro tende a affievolirsi, quindi si ammorbidisce, le note maltate, caramellose di tofu invece tendono a crescere e solitamente la parte abboccata, intesa proprio come dolce, percepito, dato che l'amaro scende, tende a salire. Quindi succedono un po' di cose che cambiano la birra. Vi sono dei barley wine che possono avere una vita lunghissima, anche 6, 7, 8 anni. Noi a questa birra, la nostra d'inverno da 8 gradi, abbiamo 10 anni di scadenza. Chiaramente è un gioco, perché poi sarebbe bello per me assaggiare dopo 10 anni, sarebbe una birra completamente diversa, ma sicuramente ancora buona. Buona, interessante, avrebbe perso tutta la parte aromatica del luppolo, tutta la parte amaricante del luppolo, ma avrebbe preso un sacco di elementi aromatici e dolci, di toffi e di miele molto interessanti, magari anche quasi affaticanti, però sicuramente interessante. Quindi sì, la risposta è le birre beviamole fresche, ma alcuni stili invece va benissimo metterli in cantina e lasciarli maturare per qualche anno e poi riberli anche più avanti. Ultima piccola parentesi per le birre, per il lambic e le birre comunque acide.
Su queste birre invece la maturazione è quasi obbligatoria. Un lambic troppo giovane, parliamo di birra a fermentazione spontanea, ha un'acidità che è ancora molto slegata dal resto della birra, quindi è proprio necessario, come alcuni vini, il Sagrantino ad esempio di Montefalco, io sono stato in Umbria tanto tempo e lo bevevo, non si può bere un Sagrantino dopo un anno, ragazzi veramente ci vengono i brividi perché ha un tannino così elevato che rassia, che dà fastidio. Lo stesso per alcuni lambic, quindi fresche, assolutamente fresche anche lì. Anche se poi avendo così poco luppolo, diciamo che la perita di amaro sarà molto bassa, però poi escono delle note anche un po' di ossidazione, perché poi uno dei grandi nemici della birra è l'ossidazione. Sapete per quale motivo? Perché nel vino, e questo è un grosso vantaggio del vino che io vorrei avere come birraio, si può usare la solforosa, che protegge l'ossidazione, protegge il colore, stabilizza, nel vino non lo possiamo, nella birra non lo possiamo fare, purtroppo dico. E quindi diciamo che la panoramica è un po' questa sulla conservazione. Prego. La mia è una domanda più semplice. Il sardo è un buon bevitore o un grande bevitore secondo te? Hai detto bene, è assolutamente un grande bevitore. Si parla spesso di Sardegna birraria, come la Sardegna dove si consuma, quando dicono apri un birrificio artigianale, fai bene a farlo in Sardegna perché si beve una marea di birra. Verissimo, beviamo il doppio della birra della media nazionale e questo è assolutamente vero. Però che birra beviamo? Beviamo delle birre, delle lager, che soprattutto, che poi il sardo, non è che al sardo non piace la birra artigianale, è che costa tanto, costa troppo, quindi troppo per diciamo, l'abitudine di bevuta birraria sarda, no? che è un po' quella delle industriali, tante industriali al bar, magari una birra e 3 bicchieri, che questa è la cosa più diffusa nei paesi, il birrone e 3 bicchieri e con 2,50 € abbiamo bevuto in 3. Fare artigianale a quei prezzi non è possibile, ma neanche, non lo potrei fare neanche se andassi a cercare le materie prime più scadenti dell'universo. Proprio per una questione di volumi, cioè noi solo fare la birra come costi fissi, come packaging, ci costa tanto. E poi comunque facciamo qualità, non badiamo a spese sulle materie prime, quindi il prezzo sale. Però questa è una bella sfida, noi stiamo lavorando tanto sulla Sardegna, sul comunicare, un po', che tra l'altro è una cosa che porta avanti anche la comunità europea, bere meno, ma bere bene. Ok, quindi invece che 5 birre me ne faccio una, magari anche più forte, magari mi faccio un'IPA da 7-8 gradi, ok, però me ne faccio una, invece che 5 bicchieri di una classica lagherina. Ed è la grande sfida che ci stiamo ponendo noi, non noi come Birra Pud, noi come birrai artigianali, come piccoli birrifici indipendenti. E secondo me giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno stiamo guadagnando quote di mercato, perché faccio un esempio su Oristano, perché noi lavoriamo molto su Oristano, ma anche su Cairi, ma l'esempio di Oristano è un po' più eclatante, perché su Oristano fino a qualche anno fa la birra artigianale non esisteva, cioè tu andavi nei locali e che birre hai? Ti elencava 10 birre, tutte uguali. E tu dici, vabbè, sì. Ora invece su tanti locali hanno la Puddu, ma hanno anche altre birre, quindi questo a noi ci piace tanto. Quindi la scelta, e se ce li hanno però, vuol dire che i consumatori le bevono e sono disposti a spendere un po' di più per una bevuta diversa. Quindi diciamo che sono grandi bevitori, ma sono in evoluzione. Anche il sardo è in evoluzione. Altri mercati, quello di Perugia, di Roma, di Milano in particolare, questo passo l'hanno fatto già 5-10 anni fa. Noi ci stiamo arrivando. Assolutamente. Sì, e poi c'è anche questa idea del si pasteggia col vino e si fa l'aperitivo con la birra. O sì, bistecca, assolutamente. Una buona IPA o una Bock, una birra magari di struttura con tanto malto, note tostate, torrefatte. Con una bistecca ci sta benissimo. C'è un incremento importante, c'è stato, c'è ancora, secondo me siamo in una fase quasi sì, di stabilizzazione,
ma non perché non ne aprono di nuovi, ma perché qualche vecchio sta chiudendo, e ve lo dico chiaramente perché poi seguo gli annunci di birrifici che stanno vendendo sala cottura, e alcuni lo so che la stanno vendendo, ma la stanno vendendo perché stanno chiudendo, ci sono un po' di fallimenti, eccetera. E il Covid in questo ha aiutato tanto, ha aiutato nel senso negativo. Diciamo che tanti non hanno superato quel periodo, quindi ora nuovi ne stanno aprendo, qualcuno sta morendo, però secondo me c'è un trend ancora in positivo. In Italia dovremmo essere a poco più di 1000, che non è poco, è una cifra esagerata, è tantissimo, soprattutto pensando che 20 anni fa erano forse 100, 30 anni fa, perché la birra artigianale ha 30 anni in Italia, 30 anni fa erano forse 0? Sono più di 1000. Però attenzione perché molti sono beer firm, io quelli non li conto. In Sardegna non è facilissimo capirlo perché tanti sono beer firm e si nascondono dietro un'etichetta che magari non è poi così facile capire se hanno il loro impianto o meno, però siamo una quarantina. No, no, sarebbe bello farlo. Ci stiamo provando con Coldiretti. Ci stiamo provando con Coldiretti, adesso stiamo producendo anche del malto, prodotto, cioè l'orzo prodotto in Sardegna, mandato a maltare fuori perché in Sardegna non abbiamo malterie, ce n'è solo una del birrificio Marduk, tra l'altro una realtà bellissima, molto interessante, però fanno solo, è una malteria molto piccola, fanno solo, cioè riescono a coprire la loro esigenza e neanche tutta, la produzione propria. Vai. Cosa vuol dire mosto di vino? Ma Leiga? Ah, Leiga assolutamente. È un settore affascinante, Liga ormai è riconosciuta come stile, ma non a livello italiano, a livello mondiale, non come IGA, che significa Italian Grape Ale, ok? E questo per noi è un risultato eccezionale, dato che l'Italia non ha una storia birraria. Come lo vedo? Bene, sicuramente lo vedo bene, è da affrontare, anche lì c'è tanto da comunicare, nel senso che poi fare delle birre con una parte di mosto di vino è una grande sfida per il birraio, si possono fare degli ottimi prodotti, però diciamo che sono birre che esistono, continueranno ad esistere, ma il fatturato di un birrificio non è fatto da Lega. Questo è chiaro, no? Il fatturato di un birrificio è fatto dalle birre più semplici e dalle IPA in questo momento. Però è un bellissimo settore. Io a Birra Pudu faccio una birra uniga, è un'iga assolutamente stravagante perché la facciamo con a parte che la chiamiamo birraccia perché è fatta con mosto di vernaccia. Però oltre a mettere un 25% di mosto di vernaccia su un 75% di mosto di birra, la faccio con una madre che mi porto, una madre acida, un po' la madrighe, che mi porto dietro di anno in anno, una maturazione di quasi 12 mesi, una parte in acciaio, una parte in bottiglia, e la faccio maturare sotto un velo di lieviti selvaggi, tra cui anche del flor sicuramente, Brettanomyces, infatti è una birra ricca di note anche quasi acettiche, molto volatili, un'acidità spiccata anche in bocca data dal lattico, quindi una roba molto stravagante. Però le IGA sì, hanno secondo me hanno un passato, perché è iniziato Nicola Perra con le IGA, hanno un presente senza dubbio e hanno anche un futuro che dovremmo essere noi però a decidere qual è il futuro delle IGA, cioè decidere se puntarci veramente o se lasciarlo un po' come uno dei tanti prodotti di un birrificio che fanno un po' parlare ma non che ci danno poi da mangiare, diciamo, dai. Sì. Su quella che faccio io, 25%. 25%. Qual è la percentuale del mosto di vino di partenza? È un 25%, mosto di vino appena pigiato, dopo l'aggiunta del vino faccio l'aggiunta di un 10% di madre dell'anno precedente e poi lascio stare. Va da sola fino a febbraio-marzo nel quale viene imbottigliata. E a questo punto la madre, ci spieghi come coltivi, come mantieni le madri? Certo. Allora io faccio birre, diciamo a fermentazione acida, spontanea,
da quando ero un brewer, quindi da quando facevo la birra in casa, e l'ho sviluppato in cantina, semplicemente lasciando un mosto all'aria aperta. Era la cantina, cioè dove ho costruito la madre, era la cantina di mio nonno, dove lui produceva la vernaccia. Mio nonno era un produttore di vernaccia e lo faceva proprio a livelli commerciali, poi mio padre non ha continuato. Quindi in questa cantina, in mattoni di ladrini, ho lasciato un mosto senza inoculare un lievito, e quello che è entrato dentro era un po' quello che c'era nell'ambiente, e da allora poi questa madre è sempre stata lei. Chiaramente di anno in anno si evolve. Si evolve un po' perché cambiano le temperature, cambiano le condizioni, quindi magari c'è una parte della flora microbica che prende il sopravvento piuttosto che un'altra. Quindi ne hai una sola? Ne ho una sola, sì. Ho una madre sola che mi porto dietro, assolutamente. Scusa, la differenza, tu bevi una birra di quelle, parliamo di birre industriali, no? Bevi Sì. una birra e dici quella è buona, quella è un po'... Per esempio una Warsteiner è meglio di una Icnusa, oppure una Icnusa e la Dreher non mi piace perché non va bene. Ci sono effettivamente queste differenze o... Insomma... Assolutamente. Ci sono. Non ti preoccupare, la faccio io, non c'è problema, bro. C'è problema. Grazie. Sì, scusa, ho perso il filo un attimo. No, qua stavo parlando della birra industriale. Ah, ok, sì. Ci sono assolutamente differenze. Ci sono birrifici che lavorano... Allora, chiaramente tutte le industriali hanno uno scopo, che è sicuramente quello di fare birra, ma lo scopo ultimo è fare i soldi. Chiaramente. Però ci sono birrifici industriali che hanno magari un'attenzione maggiore per il prodotto, o comunque che magari puntano a una fascia di mercato differente. Faccio un esempio: la Bex è un pizzico più amaro di quanto non può essere l'Icnusa. Perché? Perché hanno scelto di farlo un po' di più amara, e quindi di prendere quella fetta di consumatori che vogliono più quella sensazione. Però tra le industriali la Warsteiner invece è più maltatta. Quindi ognuno si ritaglia un pezzettino di mercato sulla base Poi consideriamo che noi conosciamo decine e decine di prodotti, sì, decine e decine di prodotti, ma la gran parte sono Gruppo Heineken o AB InBev o Carlsberg. Parliamo di 3 birrifici, cioè di 3 multinazionali che hanno il mercato mondiale della birra. Quindi quando parliamo di Moretti, di Cnusa, eccetera, eccetera, è la stessa cosa, solo che si distinguono col marchio e con alcune caratteristiche della birra per apprendere più consumatori possibile. Quindi un po' questo. Passiamo alla birra, perché Bruno qua dice di stringere se non ne usciamo più. Ok, allora Pozzo 25, birrificio Quattro Mori, nasce nel 2013, un bellissimo progetto di due ragazzi. Adesso si è aggiunto il terzo, che invece è il birraio, Fabio. Loro producono birre a bassa fermentazione, quindi il birraio principale difatti è tedesco, che è anche uno dei soci, quindi birre dotate di grande pulizia, facili da bere, ma attenzione, non vanno confuse con un industriale qualsiasi. Loro fanno la Pozzo 16, che è una birra spettacolare, stilisticamente è una Helles, vuol dire una birra leggera, buone note maltate, ma lupolo molto basso, si beve veramente bene, è una birra eccezionale. Su questa birra riportano tutto il loro carattere, perché è una birra di grande pulizia, è una Doppelbock, quindi una birra rossa da 7 gradi e mezzo, su cui si sono presi un po', diciamo, una licenza sull'editto della purezza, che dice, adesso non è più valido in Germania, però diceva che la birra si produceva solo con acqua, malto d'orzo e luppolo. Non c'era neanche lievito allora, perché il lievito non si conosceva. Qua invece hanno aggiunto delle spezie, ok? Cannella, chiodi di garofano e un po' di riso, che non dà aromi, ma dà un po' di palatale. Vediamo un po' il naso. Si sentono le spezie? Sento la cannella, sento un po' i chiodi di garofano, e poi sento una nota che secondo me deriva un po' dalla combinazione anche delle note maltate con le spezie, sa quasi di chinotto. Mi sento quasi quel sentore di chinotto. Molto interessante, c'è un po' di miele sotto.
Sì, beh, chiodi di garofani li sento. Sì, allora consideriamo che stiamo parlando comunque di birre di basse fermentazioni e questo è il loro stile. Cioè birre dotate di pulizia, non sono mai esagerati loro, sono sempre molto equilibrati e infatti ci sta tutta. Il naso quindi elegante, pulito, con le note speziate in evidenza. Assolutamente. C'è un sentore di caramello, di toffee, di miele. Il miele ritorna in bocca poi nel post bevuta. L'entrata è, per una birra di 7 gradi e mezzo, l'entrata è anche tanto scorrevole, l'alcol è nascosto molto molto bene. E questo per una birra è sempre un pregio, eh? Avere l'alcol nascosto è un pregio. Frega, sì, perché noi birra vi vogliamo fregare, vogliamo farvi bere di più. Quindi quello che troviamo al naso lo ritroviamo anche in bocca, perciò è una birra molto armonica. In bocca io sento molto la nota di malto, un bel caramello. Il finale qua, la parte amara è molto equilibrata con la parte, vanno proprio in sintonia, amaro e dolce del malto, vanno in sintonia, lascia la bocca pulita, rimane una sensazione speziata, leggerissima, molto piacevole, soprattutto la cannella, mi rimane la cannella nel retroolfattivo. Una birra molto molto interessante da bere anche questa, chiaramente una bella bevuta da una serata invernale, perché comunque è vero che l'alcol è nascosto, però si sente che non è una birretta da 4-5 gradi, si sente che c'è qualcosa di più. Ti scalda, assolutamente. Sì. Biscotti allo zenzero, sì, 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 è vero, è vero, molto bene. Quindi una bella bevuta. Ora passiamo alla seconda birra che invece mi riguarda direttamente. Mi riguarda direttamente perché questa la faccio io. È la nostra birra natalizia, la d'inverno, l'abbiamo chiamata così proprio perché non vogliamo dare un riferimento diretto al Natale, ma ci piace che sia una birra ed è quello che è, che può essere bevuta tutto l'anno, ma principalmente d'inverno, magari di fronte a fine serata, ma anche io queste birre le vedo bene anche a tavola. Magari non tanto questa, perché la nota speziata potrebbe andare un po' forse a interagire in maniera non positiva con, immagino, una bistecca, no? Questa nota speziata e di garofano potrebbe non starci. Sì, forse qualcosina possiamo anche inventarcela. Sì, sono stracotto, potrebbe starci bene. Però la d'inverno invece è una birra che io ho scelto di produrre senza l'utilizzo di spezie. Ok, se qua siamo in Germania, qua invece siamo in Inghilterra. Io faccio birre inglesi con delle sfumature americane talvolta, però questa è totalmente inglese. Faccio birre inglesi perché è lì che mi sono appassionato. È a Sheffield che ho imparato a fare la birra e quindi mi sono portato dietro questo bagaglio culturale, perciò tutte le nostre birre sono interpretazioni mie delle birre inglesi con delle sfumature, diciamo, americane su alcuni prodotti. Quindi Winter Ale, birra d'inverno, da 8 gradi alcolici. Questa è senza l'utilizzo di spezie, questa in particolare è del 2023. Quindi una birra che io ho fatto a settembre 2023 che arriva ad oggi e ha quasi un anno e mezzo. Ok, cioè? No, no, vanno invecchiate. Queste sì, 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 birre, ci sono delle birre che hanno margini di invecchiamento e sono soprattutto le alte gradazioni non lupolate, perché il lupolo nel tempo muore, quindi muore e in un senso anche negativo del termine, cambia proprio sentori. Questa è una alta gradazione non lupolata. Ma addirittura adesso questa è la 23, avrei fatto la 2021 ma ne avevo veramente poche, perché la 2021 bevuta adesso dopo 3 anni e mezzo è veramente buona. Sono uscite delle note di vaniglia molto molto intriganti. Questa ha una bella maturazione secondo me. E noteremo che ho perso Bruno.
Una maturazione, vado io a versare? Eccolo, eccolo qua, grazie Bru. Una maturazione di questo tipo su una birra come questa, considerate che la Pozzo 25 di Quattromori parte come una birra super equilibrata, super facile, morbida, bevuta molto snella. Questa invece, essendo una strong ale inglese, è una birra che parte con una nota maltata e una nota lupolata inglese, quindi parliamo di speziato e erbaceo, molto più elevata. 1 anno e mezzo di maturazione, affievoliscono tutte le note lupolate, abbassano l'amaro, esaltano le note invece derivanti dal malto, quali la parte dolce, la parte mielosa, la parte di toffi, e quindi l'equilibrio da birra che quando è nata era tendenzialmente amara si sposta verso una birra che invece va sul tendenzialmente dolce. Quindi questo è bello capirne anche l'evoluzione di queste birre. Sarebbe stato altrettanto bello fare magari una verticale della stessa birra in 3-4 annate differenti. La feci l'anno scorso in birrificio, è stata veramente una bellissima esperienza. Proprio perché si capisce così cosa porta la maturazione sulla birra. Considerate che 1 anno e mezzo per un vino, e chiaramente un vino di 1 anno e mezzo, immaginiamo un Canonà, un vino rosso, un Sagrantino, è nulla, è giovincello. Per una birra invece 1 anno e mezzo è un po' come per i gatti, no? Ogni anno sono 7 anni. Per la birra succede un po' qualcosa del genere. Ma la versi anche a me, Bruno? Perfetto. Ok, su questa birra vi posso raccontare tante cose perché l'ho fatta io. Prodotto con malti inglesi vuol dire c'è una varietà inglese di malto che si utilizza nella stragrande maggioranza dei birrifici inglesi tradizionali, il Mary Sotter, che è una varietà di orzo che viene prodotto solo in Inghilterra e solo per la produzione di birra, che dà delle note biscottate molto intriganti, e questa è fatta con questa tipologia di malto. Quindi Mary Sotter, malti caramello, malti torrefatti, quindi un blend di tante cose, alta fermentazione, quindi fermentata a 18 gradi, questa fermenta per circa 10 giorni a 18 gradi, poi basse temperature per circa 1 mese, la puliamo, infatti è una birra che se vedete è molto pulita, e poi va in bottiglia. Questa birra, a differenza della Pozzo 25, è rifermentata in bottiglia. Adesso non so, quanto tempo, Bruno? Ok, niente. Va bene, rifermentata in bottiglia vuol dire che noi la produciamo liscia, poi al lato dell'imbottigliamento mettiamo zucchero e lievito, 2 settimane, 3 settimane a 25 gradi, la birra da liscia rifermenta, ok, quindi un po' di CO2, il lievito produce un po' di CO2 che viene intrappolato dentro la bottiglia. La differenza è la bollicina. La bollicina nella birra rifermentata, un po' come nel metodo classico dello spumante, è più fine. È più fine, a me piace tanto di più. Poi la rifermentazione dà anche altre cose. Sente anche il naso? Qua nel naso c'è più roba. Ci sono note... sì, perché quella è una bassa fermentazione. Quella poi in isobarico, loro lavorano in isobarico. Vuol dire che loro arrivano con la birra già gasata nel tank, fermentatore, e vanno in bottiglia e la birra la imbottiglia e la puoi vendere, pronta per essere bevuta. Questa no. Questa fa 3 settimane di rifermentazione e almeno 1 mese di maturazione in cella, minimo. In questo caso una... Come? Assolutamente, assolutamente. Sì. Il naso qua è più intenso, ci sono delle note, ancora qualche nota lupolata, il residuo c'è ancora al naso? Posso chiedere? Vai, La temperatura di... servizio. È questa o è... Forse anche un po' più calda. Comunque 12 gradi, adesso non so, però adesso l'assaggio. No, insomma ci siamo. Sì, no, ci siamo giusti, perché l'ho portata a 5 gradi, ma era fatto un giro in borsafrigo, poi è venuta qua, è stata fuori, siamo su 12-13, quindi...
No, no, va molto bene. Va molto bene. Quindi il naso molto più complesso dell'altro, nonostante non ci siano spezie, però ci sono delle note maltate. Beh, qua c'è un caramello importante. C'è anche un po' di frutta sotto spirito, perché comunque qua l'alcolicità al naso si sente. Non è invasiva, non è fastidiosa, ma si sente. Bocca bollicina fina, il corpo è più pieno, più rotonda, gradazione alcolica è quasi uguale, perché siamo a 8 gradi, quindi mezzo grado in più, però è più importante, è più avvolgente. Probabilmente c'è anche più glicerolo, perché poi i lieviti ad alta fermentazione producono anche più prodotti secondari che riempiono di più la bocca. Ok. Esteri del lievito, assolutamente. Alte temperature di fermentazione producono più esteri. Ecco, no, era solo una curiosità. Siccome ho sentito immediatamente una maggiore presenza di note fruttate che abitualmente attribuisco alla presenza di esteri nella birrificazione, quindi chiedevo appunto conferma del fatto. Quindi, visto che non usi spezie, giochi molto sul resto, cioè devi lavorarci per tirare fuori questi certo. Componente lieviti molto importante, ceppo di lievito selezionato chiaramente, temperature selezionate, perché poi stesso lievito a temperature diverse fa un lavoro diverso, anche fermentazioni più lunghe, quindi proprio inteso come più zuccheri da fermentare, esprimono più lieviti e li esprimono in maniera diversa. La birra è una combinazione di variabili. Ok, Mauro, al volo, un accostamento Regno Unito-Sardegna con questa birra. Regno Unito-Sardegna. E uno. In Sardegna cosa puoi accostare? Ah, ok. Che cosa fanno in Inghilterra con questa birra? Come? Curiosità. Pane Saba. Sì, allora ho sempre paura a accostare la birra con i dolci perché i dolci troppo dolci poi superano la birra dopo aver mangiato il dolce sembra vuota, quindi ho sempre paura. Io forse la accosterei di più con dei formaggi, con un pecorino stagionato, perché poi questa parte così intensa andrebbe secondo me a bilanciare bene anche la parte invece più grassa e saporita del pecorino, non troppo, un semistagionato, non troppo, e andrebbero a bilanciarsi bene, quindi la birra pulisce bene il pecorino bilanciandolo, lascia la bocca pulita e quando mangiamo di nuovo abbiamo la bocca pronta per poi un nuovo boccone. Perciò, mentre in Inghilterra ci possiamo mettere, non so se avete mai mangiato le pie, quelle con il beef, no? Nel senso, sono mi viene il nome in sardo, le facciamo anche le panadas, sono quasi delle panadas un pochettino più alte, dei pasticci, sì, con una pie di vitello che poi sono anche parecchio aromatiche e molto grasse, secondo me ci sarebbe proprio bene una birra del genere, calda e quella Domanda molto grassa. velocissima, quanta ne fai? A che prezzo la vendi in cantina e se ne vendi fuori Sardegna? Facciamo 500 bottiglie, 22 euro prezzo di vendita, vendiamo qualcosa fuori Sardegna ma principalmente con lo spaccio e con lo shop online, tutto il resto è venduto in Sardegna, le finiamo tutte entro Natale, perché poi escono a novembre, entro Natale solitamente intorno al 15-20 sono finite. Hai un prodotto come questo in assortimento normalmente o no? No. Esce a novembre, a Natale è finito e poi si aspetta l'anno successivo. 500 bottiglie numerate, più una cinquantina da 2 litri, che sono un po' una chicca che teniamo per noi e vendiamo a qualcuno, ma poca roba. Facciamo l'ultima birra e stacchiamo, ok? Sì, siamo a 28, era 45. Riusciamo a bere l'ultima? Perfetto. Se no qua poi... Siamo a Oristano, tra Oristano e Santa Giusta. Vai Bruno. Ah, questa c'è il tappo. Baladen, Piemonte.
No? Birrificio piemontese. Questa? Sì, sì. Ho capito cosa vuoi dire. C'è un po' di lattico qua, di lattiginoso, sì, 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 quella sensazione non spiacevole, però sì, sì. È vero, è vero, è vero. È un dettaglio difficile da individuare. Vai, aperta. Allora, questa è la Noel Orange e Cacao. Ok? Birrificio Baladen a Piozzo. Baladen. Baladen. Attenzione ragazzi, la pronuncia è importantissima. Nasce, beh, ormai quasi 30 anni fa, 2005, 2007, sì, vabbè, poi sì, 2005. 2005 a Baladen. È uno dei birrifici storici italiani, uno tra quelli che ha dato il via alla birra artigianale insieme a Agostino Arioli del birrificio italiano e a qualche altro, però loro due sono i più famosi. Diciamo che sì, l'attore principale è sicuramente Teo Musso, che è il creatore, è colui che un po' anche racconta il birrificio, l'ha sempre fatto ed è bravissimo. Nasce con delle birre in stile belga, è un po' questa la sua tipologia, anche se poi adesso fa anche altre tipologie di birra. Molto bravo a fare delle birre complesse. Alex Yaou, che se non avete messaggiate ve le consiglio perché sono delle birre che sono più vicine al mondo del vino, nonostante siano fatte 100% mosto di birra, perché hanno delle macro ossidazioni, birre da 13-14 gradi, vengono macro ossidate e si bevono lisce quasi come se fosse uno sherry, quindi molto molto interessanti. Questa in particolare è la sua birra di Natale, perché Orange Cacao? Perché è fatta con buccia d'arancia, speziata con buccia d'arancia e fave di cacao. Molto intrigante, qui torniamo quindi sulle spezie. Il naso è bello pieno, si sentono, c'è la parte speziata, anche se non è invadente, è tutto molto molto equilibrato. Se lo cerchiamo ritroviamo il cacao. La buccia d'arancia c'è, sentiamo molto leggera, forse un pizzico coperta dalle altre spezie che magari sono un pochettino più invadenti, però comunque dà quel tocco molto intrigante. E in bocca è una bella bevuta. Possiamo dire che è una bella bevuta. È spessa, questa è un pizzico più alcolica, dovrebbe avere 8,5. Non lo trovo, ma mi pare abbia 8,5. 8,5, sì. Quindi un pizzico più alcolica, ma è un bellissimo corpo, una bella struttura. Qua l'amaro è quasi assente. Forse le note dure sono andate più dalle note acide dei malti scuri, piuttosto che dalla nota dell'amaro. Perché comunque, se manca l'amaro in una birra, può diventare quasi stucchevole. In questo caso non lo è assolutamente, perché l'acidità, un'acidità assolutamente naturale, dosatissima, va a equilibrare perfettamente la bevuta. Bellissima birra. Baladen, Piemonte. Qua siamo usciti fuori dalla Sardegna per una grande birra, secondo me è una grandissima birra questa. Veramente una bella bevuta. Credo che con questa ci si debba salutare, perché sennò Bruno mi tira via. Posso aggiungere un elemento che può Certo. essere molto importante. Cioè, oggi Piozzo Baladen è un attrattore turistico importantissimo da ricordarsi per il dibattito di domani. Cioè, lui oggi ha gente tutti i giorni come i vignaioli. Assolutamente.
è un esempio da prendere per tutti noi. Penso che in Italia sia quello che ha fatto meglio e anche quello che ha avuto più tempo, nel senso che ha iniziato prima di tutti, ma a parte questo ha fatto degli investimenti mirati, ben fatti, sempre un occhio di attenzione alla qualità, un occhio di attenzione all'immagine, tutto veramente lineare, c'è da seguire. Grazie, grazie mille. Grazie a voi di avermi sopportato, più che altro. Grazie, vi ringrazio. Vi ringrazio. Grazie Bruno di avermi invitato. Grazie a te di essere venuto. Ci mancherebbe. Bene. Soprattutto il presentatore.